Perfetto. Direi, vorrei invitare il sindaco Massimo Momolo per fare questo simbolico taglio, però vorrei invitare anche la Lina, la Susanna, tra poco arriverà sicuramente anche la Stefania, che sono le giovani leve. Dove è finita la Lina? Sì. E Riccardo. Facciamo questo taglio di nastro della giornata con i giovani. Io direi, propongo che sia una madrina a tagliare il nastro. Sì, mi pare che io tengo, io lo tengo. Esatto, noi lo teniamo. Vediamo se riusciamo. Aspetta che sentiamo un attimo solo e sentiamo se Se metti a mano perché mi sento un po' tremante. Allora, un minuto solo che dovrebbe arrivare l'altra collega del museo, è andata a chiudere. Allora, la Susanna è un po' timida, però c'è da dire che ha curato l'esposizione, quindi come giovane ha iniziato. Sì, a che punto sei? Dove sei? Quindi 10 minuti. Iniziamo. Ok. Va bene, perfetto. Ok, allora dopo ricercheremo. Va bene. Perfetto. Ciao. Allora, tagliate, iniziamo. Allora, la nostra giovane collega Stefania è impegnata al museo in questo momento per chiudere e anche perché c'è qualche turista che quindi sta arrivando comunque, quindi anche lei idealmente ha fatto parte del taglio. Io chiederei allora intanto, anche se siamo un po' in anticipo, sarete un po' in anticipo veramente, perché alle 5 avevamo detto di cominciare con la parte se vuoi faccio un saluto di 40 minuti. No, oppure potrebbero eventualmente, se sono d'accordo, iniziare a guardare, visto che abbiamo inaugurato la mostra, iniziare a guardare la mostra, così iniziamo a vedere il contenuto e poi alle 5 come da programma inizieremo con il giro, il tavolo, le interviste, i saluti e quant'altro. Se siete d'accordo io farei così per non anticipare, stranamente si è sempre in ritardo, stavolta siamo in anticipo a giudicare, però guardiamoci la mostra, ecco, nel frattempo in attesa delle 5. Allora, approfittiamo quindi della presenza di Giancarlo Serraglia, che è l'autore della stragrande maggioranza di modelli, soprattutto tutti i diorami, tutti i modelli plastici che trovate al museo. C'è qualcuno di voi che non è mai stato al museo? Alzi la mano. Ecco, perfetto, troppi. Quindi è l'occasione buona questo per essere stimolati ad andare poi a vederlo al museo. Allora io chiederei subito a Giancarlo da dove nasce sta passione intanto. Dunque la passione io l'ho sempre avuta fino a 8 anni, che è passato qualche anno. E per fare tutti i modelli che ho fatto del museo ho letto su un quotidiano di Padova, non so se fosse stato il Gazzettino oppure il Mattino di Padova, che è in allestimento il museo. Siccome che a casa avevo fatto già in precedenza un plastico per i canali di battaglia, l'ho portato a fare il Cavaliere di Riccardo
e ha detto vediamo, portalo e vediamo se è inerente al museo. Infatti l'ho portato e da quella volta ho fatto 20 modelli solo, sia diorammi che barche smontabili per didattica, anche perché c'è un muschio molto 1,5 metri, più l'altro uguale, altro che è tutto smontabile, numerato. E naturalmente purtroppo questo signore mi ha rovinato questa storia, perché mi ha fatto lavorare parecchio, direi parecchio. Ho preso anche parole perché deve fare così, deve fare colà. Io non l'ho ascoltato, ho fatto quello che ho voluto però, a un certo punto. E mi sono trovato bene, vero Riccardo? È vero. Non così grazie che paga una persona come questa. Va bene? Perché mi diceva, veniva un museo e mi diceva, cosa ha avuto che te faccia? Vieni qua e ora mi dai fotografie, te voglio così, 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 così. E ora, dato che siamo qua, vi dico, tutti questi diorami che sei in museo, li ordinai e mi li ha fatti nella migliore perfezione di uno estraneo alla navigazione. Non era un maestro l'Asia, ma con le spiegazioni e con le fotografie e che ha fatto una ricchezza inestimabile del museo di battaglia. Va bene? È una cosa straordinaria e non saprò mai come pagarlo. Altre persone che occupano il Gesè che dà al museo. Così, Riccardo, devo andare a Porte Grandi che mi va a dare un asse, un'elica e io ho 800.000 franchi. Ma perché mi sono imbarcato e ha detto ti mando 400.000 franchi. Questa persona ha fatto così e mi ha dato 400.000 franchi, cioè che era della sensibilità, che sei delle persone sensibili, che sa il valore, che mi non avrei mai immaginato che venisse fuori una ricchezza inestimabile di cultura e di storia di questo paese. Diceva che dovevo aspettare il 5. Va bene, allora faccio un brevissimo saluto, ringrazio tutti i presenti, siamo veramente tanti e è un piacere enorme poter ospitare un convegno per celebrare il 20° del nostro Museo della Navigazione. 20 anni insomma sono una bella storia, cominciano a essere una bella storia e posso dire che io mi sento onorato di essere in questo momento il sindaco di Battaglia Terme, perché nel museo abbiamo veramente una grande ricchezza, come diceva Riccardo, di storia, di cultura, di una tradizione che purtroppo è andata a scomparire quando c'è stato l'avvento dei tir, degli autocarri, che però fa scoprire al visitatore, al turista che viene qui a Battaglia, una realtà a tanti sconosciuta. E veniamo da una manifestazione che è stata fatta il 1° maggio, il Canale Fiorito, che è stata una bella manifestazione, siamo stati fortunati, il tempo è stato veramente clemente, ha aperto una finestra di sole in mezzo a questo tempo così incerto. C'è stata una partecipazione molto, molto numerosa e molti so che sono andati a visitare il museo e io voglio ringraziare il direttore Claudio Grandis. Quante? Oltre 80 persone, insomma, in un giorno, per noi sono numeri davvero significativi. E ringrazio Maurizio Uliana che ci sta mettendo grande passione con la sua associazione che sta attualmente gestendo
il nostro museo, ricordiamo, è un museo civico. Io vorrei ringraziare, senza nominare nessun nome perché rischio di dimenticare qualcuno, ma tutti i sindaci, tutti quelli che hanno creduto in questo museo, tutta la popolazione di Battaglia, tutto il popolo dei Barcari soprattutto, che come ricordava Riccardo prima, quando sentivano che c'era la possibilità di realizzare un museo così anomalo, diverso dagli altri musei, si sono fatti in quattro, hanno concesso dei reperti che adesso sono lì in mostra, sono stati catalogati, mi pare sia ultimato il lavoro o prossimo a esserlo, e quindi consegniamo a chi verrà dopo di noi e chi potrà comunque dopo visitare questo museo, potrà conoscere tutta quella che è stata la storia di tante famiglie di Battaglia e di paesi rivieraschi, e hanno fatto la storia appunto di questo trasporto fluviale. Io non posso far altro che augurare buon lavoro a tutti. Io voglio soltanto dire che in questo stesso salone questa mattina ho celebrato un matrimonio tra un italiano e un'italiana acquisita, nata in Russia, e ho fatto dono alla signora di una orchidea bianca e allo sposo ho fatto dono del libro Canali e Burci, perché siccome non sono residenti qui a Battaglia ma hanno scelto Battaglia per venire a celebrare questa loro questo importante contratto di matrimonio, volevo che ricordassero Battaglia, e la particolarità di Battaglia sta proprio nelle sue acque, nella sua storia, nella storia che hanno fatto i Barcari. Buon lavoro a tutti, buona serata. Innanzitutto io saluto nelle vesti di direttore tutti i presenti, ringrazio il sindaco, ringrazio tutte le persone che sono qua e che anni fa mi hanno dato la fiducia per guidare questa istituzione, che è un'istituzione effettivamente unica nel suo genere. La mostra che vedete recupera parte di una mostra che è proprio all'origine anche del museo, una mostra tenutasi 40 anni fa, nel 79, quest'anno tra l'altro ricadono vari anniversari, una appunto della mostra Canali e Burci, poi 20 anni fa l'inaugurazione del museo, ma 100 anni fa, era il 1919, si iniziava la costruzione della conca, che sarebbe stata conclusa poi nel 1923 con l'inaugurazione da parte del capo del governo. Quindi tutta una serie di anniversari che vanno a celebrare una civiltà, che vanno a celebrare veramente un patrimonio che è stato acquisito e che si è sedimentato nel corso dei secoli. Tante volte non mi stanco mai di sottolineare questo aspetto. Noi non viviamo in un deserto, viviamo in un tessuto urbano, in una realtà che è il frutto della trasformazione, della costruzione, del lavoro di chi ci ha preceduto. Noi siamo solamente dei consegnatari di un patrimonio che dovremo lasciare ai nostri figli, a chi verrà dopo di noi, e quindi è compito nostro fare in modo che questo patrimonio non solo sia tutelato, non solo sia conservato, ma soprattutto sia fatto conoscere. Ecco, io mi sono preparato 2 righe così per una breve riflessione, anche per non dimenticarmi alcune cose che vorrei sottolineare. Ecco, circostanze come queste sono circostanze uniche e ripetibili, perché un 20° non si celebra una volta sola. Da un direttore ci si attenderebbe un bilancio di questi 20 anni di vita del museo. Qualcuno vorrebbe sapere quanti visitatori, quanti biglietti sono stati staccati, quante iniziative sono state organizzate, quante pubblicazioni sono state promosse e poi anche realizzate. Ecco. E anche quante opere sono state diffuse proprio per la promozione di un'istituzione come è un museo civico, perché non dobbiamo mai dimenticarlo che questo è un museo civico voluto certamente dalle amministrazioni comunali favorite, ma soprattutto dalla popolazione, come è stato giustamente ricordato dal sindaco. Questo è l'espressione di un paese, è lo specchio, la vetrina, il biglietto da visita di un paese. Soprattutto perché resta, pensate, l'unica istituzione del genere che c'è in Italia. Quando si parla del Museo della Navigazione a volte si fa un po' confusione, perché uno pensa al Museo Navale che c'è a Venezia, al Museo Navale che c'è a Genova, quello che c'è a Napoli. Ecco, questo non è un museo navale, è un museo sì che racconta la storia della navigazione, ma è un museo della navigazione interna, della navigazione fluviale.
Quindi vuol dire realtà ben diverse. Basta vedere come sono fatte le imbarcazioni. Le barche che solcano le acque interne sono ben diverse da quelle che solcano i mari. Quindi il museo di Battaglia resta un'istituzione unica nel suo genere nel panorama italiano. E naturalmente a un direttore si dovrebbe chiedere quali sono i percorsi futuri, quali sono le iniziative in corso, quali sono le attività che sono previste. E anche si dovrebbe chiedere un bilancio economico, quanto è costato, quanto si è incassato, quanto si è speso, come sono state gestite le risorse che a mano l'amministrazione comunale ha messo a disposizione e anche a tanti altri privati hanno offerto. Giustamente ricordava prima Riccardo questa generosità che non è mai venuta meno. Ci sono state generosità fatte di tempo, fatte di denaro per chi non aveva tempo, ma fatte anche di lavoro, di fatica, come si parlava poco fa di diorami di Sernaglia. Quindi ciascuno ha dato il suo contributo e sono convinto che su questa strada si continuerà. Dicevo bilanci consuntivi e bilanci preventivi, vale a dire fornire il polso della situazione attuale per capire se in questi 20 anni il museo ha saputo tradurre concretamente quello che era la spinta, lo spirito dei volontari che lo hanno creato e delle amministrazioni comunali di Battaglia che ne hanno assicurato l'esistenza. Perché si chiedono queste cose a un direttore? Perché il direttore, o meglio la figura del direttore di solito è quella che incarna tutte queste aspettative, perché è la persona che dovrebbe, condizionale qui è d'obbligo, dovrebbe conoscere tutti gli oggetti e le memorie. Sono oltre 3.000 pezzi che costituiscono il museo. Non stiamo parlando di qualche centinaio di pezzi, stiamo parlando di alcune migliaia di pezzi. Poi perché il direttore è anche il soggetto preposto a tenere vivo proprio il fuoco ideale che lo alimenta, che alimenta il museo. E in altre parole dovrebbe essere anche quello che dovrebbe promuovere l'attività di una istituzione che dirige. La domanda è: sono gli oggetti esposti, le foto di un mondo pressoché scomparso, le memorie scritte e registrate che documentano un'epoca tramontata, oppure c'è qualcos'altro? Che cos'è che anima? E allora io ho pensato che, è una riflessione che credo voi condividiate, che tutte le realtà simili al Museo della Navigazione per vivere hanno bisogno di un'anima. Il museo è un soggetto pulsante, è un soggetto vivo, animato, e quindi ha bisogno di un'anima, come tutti gli esseri viventi. Ed è paradossalmente l'esatto contrario di quella che è la definizione di museo. Se voi andate a leggere nei dizionari che cosa vuol dire museo, il luogo delle muse, voi trovate spesso la scritta anche che è il simbolo dell'inattualità, come un qualcosa di fermo, qualcosa di congelato, di ingessato, di bloccato. E allora la domanda è: qual è l'anima che alimenta questa inattualità? Come mai questo paradosso, no? Questo quasi contraddizione? Chi è che la sostiene? Chi è che la tiene viva? Certamente la ferrea, coriacea e caparbia volontà di chi ha coltivato il sogno del museo e che poi lo ha concretizzato, persone che continuano a lavorare per arricchirlo, migliorarlo, farlo vivere. Il pensiero naturalmente va al carissimo Riccardo, tutti i suoi amici e tutti i suoi colleghi e naturalmente anche a tutta la popolazione dei barcari come Luciano che è stato ricordato prima, e a tutti quelli che hanno navigato, che hanno realizzato quelle opere, quei manufatti che oggi costituiscono l'attrazione del museo e che purtroppo non sono più tra noi. È un esercito di uomini che ha creato una vera e propria civiltà. Noi parliamo a volte di quante unità, quanti erano le barche, quanti erano i barcari. Sì, forse nel Novecento erano 40, 50, 60 barcari sotto la Battaglia, altrettanti ce n'erano a Padova e in altri luoghi, ma se noi mettiamo in fila tutti questi uomini, da quando è iniziata la navigazione fluviale, parliamo dall'Alto Medioevo, almeno per quello che noi possiamo documentare, per quello che i documenti ci raccontano, e li mettiamo tutti insieme, vedremo che avremo davanti un esercito di uomini, un esercito di persone che hanno avuto a che fare con i canali, che hanno avuto a che fare con le barche, che hanno avuto a che fare con la costruzione, con le merci da trasportare, perché poi le barche avevano anche tutto un indotto che nel museo in parte è documentato, ma ripeto, è un esercito che ha creato una civiltà della navigazione. E come dicevo, sicuramente a tenere viva questa realtà hanno contribuito le migliaia di presenze. Io non ho i dati esatti, ma vi posso assicurare che sono diverse migliaia le persone che sono venute a visitare il museo.
estimatori che sono venuti non solo dalla provincia padovana, ma sono venuti da tutta Italia, in molti casi anche dall'estero, da varie regioni d'Europa, tutti rimasti incuriositi, affascinati, stupiti del museo per la sua unicità, capace soprattutto di svelare un mondo sconosciuto ai loro occhi e alla loro cultura. E quando parlo di loro occhi e loro cultura mi viene in mente quello che si discuteva qualche giorno fa a proposito di una teleferica, la famosa teleferica Bonetti. Qualcuno mi ha chiesto come mai nel 1958 questa teleferica, questa era lunga 2,5 km, che da una cava dei colli portava la pietra fino sulla riva del canale di Battaglia, la piazza di Mezzavia, mi ha chiesto come mai questa realtà è scomparsa, è stata distrutta. E la risposta è arrivata da un ex cavatore. Mi ha raccontato la storia di un barcaro che un giorno si è presentato in cava, nel 1958, e che ha detto: guarda che ho venduto a barca, quindi nemmeno ho più bisogno di portare via trachite. 58, alla fine degli anni 50, segna proprio un passaggio epocale. Le strade che prima erano tutte infangate, comunque erano difficilmente praticabili, vengono asfaltate. Quindi non c'è più bisogno delle barche, le barche cominciano ad essere messe in secondo piano, perché c'è l'avvento del trasporto su gomma che segnerà proprio la fine della navigazione. La fine della navigazione, ahimè, risale a grosso modo a qualche anno dopo, 1958, siamo attorno al 1900, primi anni degli anni 60. E naturalmente queste persone che mi rimangono affascinate, perché io ho i capelli bianchi, ho ormai superato i 60, mi ricordo le barche che erano dalle mie parti, ma chi ha già qualche decennio meno di me probabilmente non ha mai visto barche navigare lungo i corsi d'acqua, oppure caricare materiale, caricare la trachita, caricarla a mano, perché è vero che c'era appunto questa teleferica in qualche caso, ma molto spesso veniva caricata a mano. E i facchini che la trasportavano, la fatica che facevano, i danni che provocavano ovviamente i carri anche sulle strade. Ecco, tutto un mondo che è stato cancellato nel pochissimo tempo, in pochissimi anni è completamente scomparso, una civiltà millenaria che è stata completamente sepolta. Ma ritornando ai visitatori che sono venuti in questi anni nel museo, in questi 20 anni nel museo, tutti quanti ci hanno fatto capire che questa ricchezza sono irripetibili ed è un'eredità che dobbiamo tutelare, conservare per trasferire proprio, per lasciare a chi verrà dopo di noi. E proprio perché ci hanno ricordato molto spesso che siamo noi i custodi, siamo noi in prima persona ad essere i custodi di queste cose che non vanno certamente perdute. E naturalmente l'anima, come dicevo, di questo museo è proprio questa generosità continua, costante, quotidiana di tutti quanti. E ovviamente la civiltà della navigazione interna, come dicevo, è solo un aspetto del passato remoto, quanto piuttosto, e non è però sradicato. Battaglia è un paese che è nato sui canali, sui corsi d'acqua, è un paese che si è formato attorno a questi d'acqua, come spesso ricordiamo ai visitatori nell'introduzione, diciamo sempre Battaglia è il primo polo proto-industriale della provincia di Padova, nato proprio dalla presenza di questi corsi d'acqua che da una parte producevano energia idraulica, dall'altra parte permettevano i collegamenti. Però, dicevo, al di là di queste considerazioni resta la domanda iniziale che mi sono posto. Chi nutre la vera anima del museo? Non è una domanda, un quiz con premio finale, sapete, nemmeno non è un quesito con una risposta multipla o una domanda senza riscontro. La vita di questi 20 anni ci ha insegnato molto sotto il profilo organizzativo, spesso mettendo anche a nudo difficoltà di cui è difficile sottrarsi, che non si possono nascondere, i problemi ci sono, è inutile dire no, sono tutte rose e fiori, ci sono anche i problemi, però c'è una volontà talmente forte, talmente robusta, che è quella di superare questi problemi e di andare e di continuare questa nostra esperienza. Anche perché, sapete, nella vita di ognuno di noi si alterna la gioia, la tristezza, il gaudio, lo sconforto, il sorriso, il pianto, la vittoria e la sconfitta. Eppure si cammina, perché l'anima sa comunque di trovare sempre costante alimento e guardare avanti. E a questo punto qualcuno di voi si dirà: ma sarà anche spazientito di tutte cose che sto dicendo, ma Grandi dove vuole arrivare con le sue riflessioni? Voglio arrivare a una semplice riflessione. Io in tutte le volte che vado al museo guardo le cose che sono esposte
gli oggetti, i disegni, scorro le relazioni, le testimonianze, i libri che offrono la possibilità di allargare lo sguardo sulla realtà della navigazione, accanto a barche, ai barcari, 1000 personaggi. E c'è però una costante che c'è in tutte, anche le foto che vedete qua. Questa è la mostra che è stata riproposta con una parte di quella dell'immagine che c'erano esposte nel 79. C'è una costante continua in tutte le immagini, che siano di barche, che siano di uomini, che siano di oggetti. C'è una costante che è l'acqua, che si tratti di acqua dolce del fiume, di acqua salmastra della laguna oppure di acqua salata del mare. Il vero elemento fondante che anima spesso inconsapevolmente il nostro museo è proprio l'acqua, perché è attorno alla civiltà dell'acqua che è stata costruita la navigazione ed è stato costruito anche il museo. E questa la ritroviamo ovunque, perché l'acqua è la via, la strada, è il viaggio, il sostegno, il supporto di ogni iniziativa, e l'acqua è proprio alla base di ogni esperienza. Dallo squararolo che costruiva le barche, al barcaro che navigava, a chi gestiva i porti, con l'acqua ha dovuto sempre fare i conti, ha dovuto sempre misurarsi, ha dovuto sempre confrontarsi, quindi con questo elemento naturale ci si è confrontati per secoli e secoli. Senza mai dimenticare che senza acqua non si naviga. I canali asciutti non permettono la navigazione, anzi fanno stare ferme le barche. E naturalmente, poi qui mi viene un pensiero quando penso a Padova e a Mantova, 2 città costruite sull'acqua. Pensate che in passato i tentativi di assalire queste città sono sempre falliti tutte le volte che chi ha tentato di occupare queste città era senza barche, quindi si sono dovuti attrezzare, poi quando una volta dotati di barche sono riusciti a conquistare le città, proprio perché sono riusciti a utilizzare questa via d'acqua. E quindi a conclusione di questa breve riflessione, il bilancio che mi sento di trarre nelle vesti proprio del direttore è proprio questo: fino a quando l'acqua continuerà ad essere presente negli invasi, siano essi fiumi, canali, alvei, conche di navigazione, sono certo che questo museo continuerà ad avere uno spazio vitale, perché qui si narra proprio il rapporto dell'uomo con l'acqua. Proteggere l'acqua significa proprio promuovere e offrire un futuro al nostro museo, perché l'acqua è la nostra stessa vita e senza la quale non c'è futuro nemmeno per noi. Vi ringrazio. Che ci racconta, ci ricostruisce un po' quelle storie. Intanto invito Elio Franzini e Franco Sandona a raggiungerci. In una certa età, quindi che vuole che ha il tempo, perciò ma se riuscì ad arrivare qua può essere iscritto. No. Sei quasi soggetti da museo praticamente. Grazie a tutti, buonasera intanto, grazie a tutti, agli organizzatori, all'amministrazione, a voi che partecipate così numerosi questa sera. Io sarò velocissimo, ho gli appunti li ho scritti, quindi seguirò anche una traccia che appunto, come vi dicevo, è veloce. Ho dato un titolo a questa che Maurizio prima ha definito prolusione, e il titolo è Dalle carte dell'amministrazione comunale come siamo arrivati all'inaugurazione del museo nel 1999. Partiamo da 2 date. 1979, presentata la mostra Battaglia Terme e la navigazione fluviale, con i primi frutti della raccolta del materiale, foto, documenti, eccetera. 1999, 20 anni dopo, il 2 di maggio si inaugurava ufficialmente il museo. Come è stato già detto, ancora oggi unico nel suo genere, non solo nel Veneto ma anche in Italia. Dentro questi 20 anni collochiamo questa breve prolusione, che come è ovvio avrà un taglio solamente storico, vale a dire che si basa sulla documentazione degli atti dell'archivio comunale e dell'archivio della biblioteca. Poi analisi e commenti di carattere amministrativo spettano a chi sta nelle istituzioni e nel Consiglio Comunale. La prima iniziativa partì dal sindacato dei metalmeccanici. Con le 150 ore emersero energie e potenzialità con i lavoratori della fabbrica. Tra questi, già citato, Riccardo Capellozza. Arrivò quindi la mostra. Immediatamente questa energia nuova entrò in biblioteca con Franco Sandon. Verso la fine degli anni 70, la comunità di Battaglia Terme si era completamente dimenticata del suo passato barcaro.
Solo i vecchi ricordavano questa gloriosa ed intensa parte della storia lasciata cadere nel buio. Queste parole sono state scritte da Franco nel 1979 e bene sintetizzano gli avvenimenti che stiamo raccontando velocemente. Subito dopo la mostra si costituì la commissione in biblioteca presieduta da Riccardo Pergolis, con il suo centro per la documentazione storica della navigazione interna. Era il 1982. I due Riccardo raccolsero moltissimo materiale. L'idea del museo prende forma e sostanza in quel periodo. Un museo che non sarà solamente una raccolta di oggetti, ma qualcosa di più, e cioè lo specchio di una storia, di un'attività, di una evoluzione tecnologica, di una tradizione locale in tutti i suoi aspetti e con i suoi legami con l'ambiente. Questa riflessione è di Riccardo Pergolis, pure risale al 1979, perfettamente attuale secondo me. Come vedete, questo è un racconto di eventi e di persone, perché senza queste gli eventi non si costruiscono. Arriviamo così a novembre dell'83. Il Consiglio Comunale, con Francesco Montin, all'epoca assessore alla cultura, approva l'istituzione del Museo Storico della Navigazione Interna. Individuata anche la sede del museo nell'ex macello comunale, nella Pontara dell'Ortazzo, laddove i canali di battaglia intrecciano acqua e storie. Scelta importante e coraggiosa. Indicate anche le finalità museali, nel settembre dell'86 la Soprintendenza dei Beni Culturali del Veneto riconosce il valore culturale di quest'opera con gli interessi che tutela e valorizza. Nel 1986 la Commissione Pergolis si scioglie. Primo obiettivo raggiunto. Nasce ora il Centro per la ricerca e documentazione della storia locale, con iniziale impegno nell'attività museale. Determinante da allora, ancora oggi, l'opera e la forte visione civica di Antonio Romano. Nel 1986, dall'86 al 95, i lunghi lavori di restauro dell'ex macello, sempre con difficoltà in agguato per chiunque amministrasse il comune. All'inizio del 1996, completati i collaudi e le disposizioni in materia sanitaria e di sicurezza, l'iter amministrativo viene velocizzato. I tempi burocratici sono sempre esageratamente lunghi rispetto alle esigenze operative che il museo merita. Si legge in un documento programmatico della Giunta del 96. Questo racconto può essere sintetizzato con due parole, intreccio e coralità, come metodo di coinvolgimento plurale nel lavoro di ricostruzione della memoria, e intreccio per come abbiamo visto legarsi tra loro le attività dei vari attori, lavoratori, associazioni, istituzioni e cittadini. Ricordiamo ora quello che, secondo me, fu il rapporto più importante in quel periodo, e cioè il rapporto con l'ente parco dei Colli Ugani, che era presieduto all'epoca da Antonio Berengan, che non vedo tra i presenti, che è un cittadino di battaglia e dirigeva in quel periodo l'ente parco dei Colli Ugani. Il recupero della cava del Monte della Croce, forse ancora oggi unico esempio rispettoso del piano ambientale, l'apertura del parco ex INPS con il lavoro di centinaia di volontari, il cofinanziamento da parte del parco per il completamento dei lavori dell'ex macello, la costruzione della Cavana nella zona dello Squero vicina alla conca di navigazione, l'itinerario naturalistico e turistico del Ferro di Cavallo con partenza e arrivo dal museo. Ecco, queste opere indispensabili per il concetto di museo diffuso nel territorio sono state realizzate con l'aiuto diretto del Parco Colli. Sempre nel 96 viene nominato il direttore Pier Giovanni Zanetti, figura di forte professionalità, scelto poi il curatore, il professor Francesco Vallerani, che è qui con noi stasera, e il comitato scientifico. Nel rileggere oggi i documenti programmatici presentati dal nuovo direttore anche in Consiglio Comunale, troviamo gli eventi in itinere e quelli proposti. Straordinario l'aggancio con l'attualità, allestimento delle sale, produzione delle imbarcazioni, collaborazione con la biblioteca e le associazioni locali. Ecco, questi erano i compiti che aveva il gruppo dirigente a quell'epoca. Vado a chiudere, collegati sempre al Parco dei Colli Ugani, inteso come soggetto per la valorizzazione del territorio, ricordiamo altri due aspetti fondamentali non ancora realizzati, quindi lavoro per chi amministra. Primo, il progetto musei previsto dal piano ambientale per creare un sistema tematico dei musei dell'area uganea, e il secondo, il progetto integrato nodi d'acqua e di terra come visione sostenibile per la fruizione di questo territorio. Le idee per la porta d'ingresso al parco oggi sono più realizzabili con la nuova vita del complesso del Cataio. Riepiloghiamo infine schematicamente gli altri eventi di contesto. Marzo 97, le giornate FAI di primavera,
Museo aperto col primo allestimento, in 3 giorni 700 visite. Settembre 97, il prestigioso convegno al Cataio, I mestieri del fiume, ancora centinaia di visite al museo. Marzo 98, risistemazione e riapertura della conca di navigazione con altro convegno gestito dal Genio Civile, fatto qua a Battaglia. Per chiudere ricordiamo l'arrivo in quegli anni a Battaglia della motocomacina Tino, che stava affondando sul Sile, del Burcio Luisa, della Caorlina Giorgia e della Peata ex Enel, in parte frutto di donazioni, ma recuperarle e trasportarle a Battaglia costò non poco. Naturale conclusione di tutta questa attività fu l'inaugurazione del museo, avvenuta appunto il 2 maggio del 99. Da quel momento chiudiamo con la storia ed entriamo nell'attualità, certi del fatto che se andiamo ancora a studiare quelle carte ci troveremo pure le cose che rimangono da realizzare, progetti che andranno ad aumentare sicuramente la percezione sociale di Battaglia. Grazie. Allora cominciamo questa chiacchierata tra amici per ricordare questi 20 anni. Sono in realtà, come ha detto Claudio prima, abbiamo 3 anniversari quest'anno. Dedicheremo in autunno un secondo momento più, tra virgolette, scientifico, in particolare alla conca di navigazione, però oggi ci concentriamo in particolare su questo doppio anniversario, 40 anni fa la mostra, 20 anni fa il museo. 20 anni non sono tanti per un museo, ci vuole tempo per crescere, il museo è indubbiamente cresciuto. Qui vedete c'è una piccola testimonianza dei commenti che i visitatori lasciano, e prima scorrendoli mi è caduto l'occhio su uno a caso che però vi dà lo spirito del museo. C'è una persona che dice: vi ringrazio perché per la seconda volta, e quindi non era una cosa casuale, mi avete seguito, mi avete dato spiegazioni anche oltre l'orario di servizio. Allora, io personalmente, ma credo anche molti di voi, sanno benissimo che ci sono dei posti dove se si chiude alle 7 meno 10 già comincia a spegnere le luci, e invece questo è l'esempio, la testimonianza dello spirito con cui questo museo è stato fatto vivere e viene fatto vivere. Il museo è animatissimo, e quindi io vi chiederei un piccolo applauso di ringraziamento, primo per chi attualmente c'è TVB Traditional Venetian Boats, che oggi gestisce il museo, e per tutta la squadra di Maurizio Uliana che lo tiene aperto con grandissimo. Allora, partiamo da prima dell'inizio praticamente. Abbiamo qua una testimonianza storica anche vivente per ora, però è una bella sfida perché se uno deve fare una gara qui che muore prima, no? Allora, la scintilla, la molla diciamo di questo è un po' prima della mostra, anzi 2 anni prima, nel 77, perché a Battaglia si tiene un corso delle 150 ore, chi ha una certa età sa benissimo di cosa parlo, e il docente di questo corso era il qui presente Elio Franzin. Quindi Elio, io ti chiedo subito, primo, come sei arrivato a Battaglia, e secondo, soprattutto, perché hai deciso di dedicare quel corso alla storia dell'acqua di Battaglia? Perché l'anno è 77, 78. Beh, insomma, c'era una forte conflittualità in questa classe, molto forte. E io ricordo, scusa, Lo insegniamo? No, così c'è. Sì, funziona. Io mi ricordo che il primo impatto mi ha messo molto in difficoltà perché c'erano delle critiche molto forti nei confronti della commissione interna, e alcuni di questi allievi, puntualissimi, educatissimi, con uno stile prussiano, si lamentavano, se non ricordo male, del fatto che la commissione interna faceva delle riunioni interminabili, di tipo sovietico.
E nelle prime discussioni che abbiamo avuto, io ho capito che l'elemento unificante, cioè l'obiettivo che probabilmente avrebbe fatto avanzare la classe, sarebbe stata la ricostruzione della storia del paese, che io non conoscevo nel modo più assoluto. Quindi mi ricordo bene, sono andato dal parroco e gli ho chiesto alcune. Cosa sapeva lui di questo paese? Poi dopo c'era una signora, che era l'elemento più polemico di questa classe, la quale mi ha chiesto come si comincia una ricerca di carattere storico su un paese. E io, mano a mano che ho impostato questa ricerca, riferivo. E questi rispondevano. E devo dire che molte cose le ho capite da pochi giorni, quando me le ha raccontate Uliana. Cioè il ruolo difficile che avevano in fabbrica gli ex baccari. Probabilmente erano gli ultimi arrivati, forse avevano anche la percezione di un fallimento, che però non era un fallimento personale, ma che loro vivevano. E sono partito da là. Dopodiché, se avete voglia, vi leggete, io ho scritto 2 pagine, 3 pagine, 17, 18, 19, dove ho raccontato, ho fatto la sintesi del lavoro svolto, che era un lavoro professionale, non era un lavoro volontario. Però tu hai anche a un certo punto te la sei presa con i tuoi allievi perché dicevi che non volevano studiare il loro passato. Perché? Sì, è perché era un passato molto complicato. Erano molti passati. Quindi c'erano i Barcari, c'erano i Fanghini, ti ricordi? Quindi ricomporre tutto questo mosaico. Uliana, che mi dà dei preavvisi di solito di 24 ore, anche a massa, sì. E pensa di essere uno che programma. Io devo avere a casa una cartella così di tutto il materiale che ho trovato a Venezia. Lo cercherò e ve lo porterò, se lui mi dà anche 2 ore di preavviso. Allora, tra gli allievi c'era tale Capellossa Riccardo, no? Che aveva 2 o 3 anni di meno di adesso. E allora, Riccardo, che tu dopo di quel gruppo sei stato anche quello da cui è partito la scintilla di tutta questa avventura. Cosa ti ricordi di quel gruppo e cos'è che ti ha fatto venire l'idea di non fermarti dentro quella classe, ma di andare avanti con la storia? Allora, io che ero pochi anni che ero in officina, qualche anno che ero in officina, e dalla barca all'officina per me era la morte viva. Praticamente un barcaro abituato all'alba, al tramonto, al sole, dalla mattina alla sera, gli rimaneri bruciati in febbraio, gli rimaneri bruciati, e trovarmi dentro su un capanone che era senza fine, tutto scuro, bordeo, le masse che batteva il ferro, insomma era un casino per un barcaro che sentivo il fischio del vento su MV. E quando che mi andavo via, aveva il vento che mi veniva sotto il collo, e quando che era freddo, mi e mio papà, daremo il cambio 20 minuti, e ora dopo andavamo a mezza barca, che avevamo, e a Fogara è il bracciere, e a Fogara si scaldavamo una stanza, e dopo andavamo a Timone. Dunque, la nostra è un altro mondo, il mondo dell'acqua, il mondo del barcaro, non lo dico mio. Io ho detto di gente che ha esperienza, i barcari hanno una marcia in più di qui di terraferma.
l'ho godito mio. Comunque diciamo che le difficoltà, tutti i problemi che ne creava la navigazione senza motore, con la barca da 3.000 quintai, tirarla qua e spae così sull'Arsale, e dopo una giornata che tiravo a segna, sono diventato a Orbo, sono stato a Orbo un'ora, e ora mi avevo fame che buttare sia lupa, siamo andati in barca, siamo andati sotto prova per mangiare, e mio padre mi dice, Pico, mangia, e mi ero diventato a Orbo. E appunto che mio padre mi dice, Pico, mangia, e cosa ho avuto che mangia, papà, che sono diventato a Orbo, a 15 anni. A 15 anni. Questa è stata la prima esperienza. Dopo no altre esperienze che avevamo da vendere. Orbo sì, ma avuto no. Era un bel momento. Allora, intanto vorrei anche fare un saluto, un applauso a Luciano, combattenti a Reduci, che è arrivato adesso. Grazie Luciano, bravo. Vedremo prima un visitatore che te ha ringraziato perché si sta passando anche passare l'orario di chiusura a spiegare e raccontare del museo. Va bene, allora immagino che non avete bisogno della traduzione simultanea per l'intervento di Riccardo, no? Ecco, benissimo. E andiamo avanti. Francesco Valerani, che appunto passava di qua e a trovare. Chico Valerani credo sia il principale studioso di questo Veneto d'acque, che ha una storia veramente notevole, e quindi non poteva che essere coinvolto in questa avventura. Ma allora ecco, volevo chiederti questo: il Veneto è consapevole di questa sua caratteristica genetica? È una domanda storica un po' curiosa, no? La Serenissima, famosa perché è lo stato da mare, ha fatto le sue fortune sul mare. Ma senza questa rete interna di navigazione, di traffico e commercio, sarebbe stato lo stesso? Intanto ringrazio di avermi invitato, di essere qui insieme a questi carissimi amici che da 20 anni, 30 anni, 40 anni che ci conosciamo, per cui è un bel momento anche personale. Il Veneto della Serenissima è un Veneto d'acqua, ovviamente, di acque interne, che tu devi capire, perché se il Palazzo Ducale è lì vuol dire che c'è qualche pianta, qualche albero che lo sostiene, qualche decine di migliaia, centinaia di migliaia, che venivano certamente non dalla laguna, ma venivano dai monti. E quindi proprio ieri ero a Vastagna a visitare il museo del tabacco, ma c'è anche tutta una sezione dedicata alle zattere, quindi tutte queste zattere che scendevano, e Vastagna è l'unico paese in Veneto che ha il leone di San Marco col libro chiuso e una spada sopra. Quindi non c'è, perché lì era il confine col vescovo di Trento, quindi questo sguardo di Venezia alle acque interne andava fino a dove era possibile arrivare, per cui il Brenta si fermava lì, ed è una stranezza, perché il bacino è tutto in Trentino, nell'arcivescovo di Trento. Invece il Piave era l'unico fiume totalmente all'interno di Venezia, per cui il rapporto era strettissimo per la fluidazione. Quindi la fondamenta delle zattere a Venezia è così perché lì venivano sciolte, però anche a Padova venivano sciolte, alcune venivano poi ricomposte e riportate verso Venezia. Quindi il legame c'era, e poi i piccoli fiumi. Cioè Venezia, se non aveva i piccoli fiumi, come macinava la farina? Quindi pensate al Sile, pensate al Dese, allo Zero, al Muson, cioè tutta questa rete di mulini che serviva alle zone interne, ma anche poi la farina veniva portata a Venezia. Per non parlare dell'acqua dolce. Quindi molti veneziani bevevano l'acqua del Sile, quindi questi grandi burci che portavano, io parlo fino, adesso magari Claudio lo sa meglio di me, le ultime documentazioni, credo anche metà 800, c'era questa, in caso di siccità estiva, di recupero dell'acqua dolce dei fiumi di Risorgiva, che era un'ottima acqua. Per cui i legami c'erano, veramente strategici e fondamentali. Per non parlare poi dell'apprendistato, quindi le persone che andavano poi a popolare le galere, non in senso di malfattori, anche, certo,
gente alla galera, vuol dire che c'è qualche significato. Erano proprio dei barcari che dal fiume potevano passare al mare, o viceversa, c'erano questi scambi di competenze nautiche. Grazie. Altro protagonista, Franco Sandon, che come è stato ricordato prima, come ha ricordato Claudio, era il bibliotecario di Battaglia, proto-bibliotecario secondo, e che aveva avuto anche un'altra disgrazia in quel periodo, cioè in quell'anno, parliamo della mostra adesso fotografica, quindi 79, era da poco partito a Padova, il Mattino di Padova, e lui è stato ingasato come corrispondente da uno schifoso giornalista indigeno che l'ha anche messo sotto. Allora, quando è nata questa idea della mostra, avevate questo materiale, fare una mostra, cos'è che che cosa ti ha indotto non solo ad accettare subito, ma a farti essere uno dei promotori? E anche ci vuoi ricordare il ruolo di altre figure che in quel momento hanno dato la mano, perché voglio ricordare il centro documentazione che avevano qua Tony Romano, e voglio ricordare anche Guido Montesi, che poi sarà sindaco di Padova, era il presidente dell'azienda di cura. Sì, ecco, per esempio del gruppo, i primi che sono arrivati in biblioteca, Riccardo Capellozza era accompagnato da Gastone Pegoraro, Ettore, mi pare, Beggiato, e poi Regaiolo, Gilberto. Erano i tre, diciamo, che hanno lavorato poi, che erano a scuola e che hanno lavorato per raccogliere il primo materiale per la mostra. Sì, quando si sono presentati in biblioteca naturalmente hanno chiesto la collaborazione per le ricerche, eventualmente dopo per la mostra che doveva essere la conclusione di queste ricerche. Beh, insomma, è compito della biblioteca, credo, di un paese come il nostro, come tutti i paesi, insomma, credo sia il primo compito quello di approfondire la storia locale, diciamo così. E quindi bisognava accettare senz'altro la proposta. Ma poi la proposta era talmente nuova che ha aperto subito così gli orizzonti miei perlomeno verso un'attività che avevo appena sfiorato e di cui non mi ero mai interessato. Però a un certo momento io ero sempre stato rivolto ai monti, ai colli, alla terraferma, insomma, e però mi sono accorto che i canali erano una cosa importantissima. E questo Battaglia come porto quasi dell'Adriatico, un porto interno dell'Adriatico, e poi pensare a queste barche enormi che navigavano a pelo della terra. Si vedevano solo le vele viaggiare, sembrava come un sogno. Si vedevano le vele viaggiare sulla terraferma. Quindi non so, è stato un colpo di fulmine, come dire. E niente, ci siamo appassionati e abbiamo accettato la sfida volentieri e abbiamo lavorato per raccogliere il materiale. Poi, quando abbiamo fatto la mostra, in realtà non avevamo bisogno di tanti fondi. Probabilmente l'azienda di cura ci ha pagato il manifesto. Poi le fotografie sono state recuperate e sono stati fatti degli ingrandimenti. Ecco, gli ingrandimenti sono stati pagati in pratica da un privato, come sempre, insomma, come tante volte da Dino Grossi, che poi si è tenuto naturalmente queste opere. Però lui ha detto, mi date le foto, io le ingrandisco, le mettete in mostra e poi me le restituite. E così è stato fatto. E poi le didascalie e tutte le altre cose ci siamo arrangiati noi. Materiale, diciamo, non aveva bisogno di tanto materiale, perché allora la biblioteca aveva la sala riunioni al primo piano e c'erano i pannelli già costruiti, quindi bastava solo appendere le cose. Il materiale fotografico, abbiamo detto, ma anche dopo il materiale
diciamo così, l'attrezzatura delle barche, alcuni oggetti particolari sono stati raccolti e messi lì, quindi insomma non abbiamo avuto spese particolari. Questi piccoli 2 interventi e tutto il resto lavoro di persone, volontarie, e soprattutto alla sera, chiusa la biblioteca, si lavorava con Anna Sereto, che era sempre presente a questo lavoro, e tutti gli altri che abbiamo detto. Allora, sì, no, Franco è troppo modesto quando ha detto che lui è l'uomo di terra e non aveva a che fare con liquido, con un altro genere di liquido che aveva a che fare, e posso dirlo per testimonianza diretta, perché no, come anche denunciato Checco Vallerani nella prefazione del libro, noi eravamo sulla filiera della vite, ma dalla parte del consumo, non della produzione. Allora, sì, questo era il contesto. Elio, tu, quando hai visto nascere questo, che poi da lì è nata appunto la storia del museo, ti aspettavi che quel corso che hai fatto producesse questo frutto o pensavi che tutto sarebbe finito lì? Io sono scappato. Sì. Infatti Chiari è un'amicizia lunga, perché su Padova e il rapporto tra Padova, la classe dirigente padovana e i canali padovani, io non do giudizio molto elogiativo. Cosa mi guardi Tomino? No, ma tu... No, perché Elio ogni tanto si vanta di essere trevigiano, no? E non essere padovano, era mica dico che nessuno è perfetto. Sì, è vero, è vero. E quindi io avevo assolto la mia funzione e a Padova ero molto impegnato con questa questione, sì, dei canali, delle fogne a cielo aperto, cioè questo bluff del parco, delle mura e delle acque. È meglio che non ne parliamo. Allora, racconto mia storia come che col signor Franzin. Allora professor Franzin, mi scuso. Allora, cosa succede? Che sto signor qua, a presenza dei nostri scolaschi, scolari, e che fa? Così, conosceva la storia della battaglia? E eri in un momento su che si sapeva voi. Nessuno sapeva la storia del nostro paese. Però cosa succede? Che sto signor qua si è messo a parlare di acqua. E ora mi disegno e legge come un coniglio. Ascoltare, l'acqua era la mia vita. E ho appreso che andando a scuola ho riflettuto e dico ciò, e se i nomina i barcari, dico, mi sono un barcaro, però vi dico che non avrei mai immaginato che da questa iniziativa venisse fuori una cosa così importante, perché dopo i suoi discorsi e le sue richieste mi ho dato da fare e ora lei ha detto Bartosi, guardate sui cassetti delle vostre credenze vecchie che hai in casa, guardate a trovare delle fotografie. E io mi trovai fotografie, tutto il paese era ancora le fotografie. È stata fatta una mostra fotografica. Dalla mostra fotografica è nato il libro Canali e Lurzi, che ha 3 critiche internazionali. E mi ho parlato e che sta qui, che ha scritto e che ha fatto. Mi ho sempre parlato della navigazione, va bene? E quindi loro tingevano da quello che dicevo me. E in sostanza io ha creduto. Allora pensai che il professor Zanetti, che è stato il primo direttore che veniva qua a battaglia, va bene, il professor Zanetti che ha stimolato questa storia. E ora mi abbiamo messo tutta
Ero come sia una ricerca, non perché scatto da Tizio, Caio, ciò, canto fotografie, insomma, finché mi ha fatto questa mostra che ha avuto un grande successo, che dopo dalla mostra nasce la Rimose qua, cioè voglio dire che io mi ho fatto tante robe, io mi ho fatto tante ricerche, il professor Zanetti è andato a portare il museo, che era ancora da restaurare, e mi ero che restauravo i tocchi. A me non ero un restauratore, ero solo a farmi insegnare da chi era il professor Riccardo Pergolis, che oggi non c'è più. Mi ha detto: ma Riccardo, paglietta grossa, paglietta fina. E ora a me mi ero messo a fregare, sono stato al macello 5 anni da solo a fregare i tocchi. Intanto cominciavo a vedere qualche persona. Un giorno arriva Don Antonio, il parroco, e mi vede sulla porta: vieni qua, vieni qua. E allora è venuto e ha visto che fregasti i modini, ste robe. No, e se resta a bocca aperta, ciao, ho detto, Zebeo. Il professor Valerani, che ha detto al sindaco di allora: guarda, che cappellosa, e restaura roba, meglio di un restauratore, perché un restauratore fa cerca per tappare i schei, cappellosa e ti tira la roba a peneo. Mi spiego? Quindi mi avevo messa tutta, perché? Perché svenivo anche all'Università di Padova, dentro, che non gli era ancora fatto il museo: Riccardo, sei sulla strada giusta, non ti fermare. E dopo mai nate, te dici a un marcaro che sei sulla strada giusta? Ecco sempre uno, e vento il po', ma insomma, mi spiego. Ecco, allora, se oggi, lo dico con orgoglio spaventoso, pensai che qua dentro, che sono le firme di tutto il mondo, che sono delle firme commoventi. Questa è la ricchezza del museo. Il professor Valerani, l'ho detto, dice una cosa meravigliosa. Quasi migliaia di firme di tutto il mondo, da Giappone fino a Tokyo. Da Tokyo sono venuti al museo, mi hanno regalato un libro giapponese al quale hanno fatto dei studi sul Bacchiglione, sul Brenta e sul Sile, i giapponesi. Quindi dall'America Latina fino al Giappone tutti sanno di questo museo. Ma pensate solo questo museo è un mondo sconosciuto da terraferma. Uno, se non ha navigato, non può fare un giudizio. Mi spiego? Sì, bravi, cose come... Ma pensavo cose che volevo dire, dopo parlare di remi lunghi 8 metri, e a 15 anni alzava sto remo e dopo cercava di piantarlo e non si piantava e ora veniva su perché gli era degno e veniva sull'acqua. E ora i barcari invece mi diceva: Pico, te che i granzi che ti mangi il remo, cioè te ieri anche tolto per i fondei. Mi spiego? Certo che in 20 anni di esperienza del museo vi dico, mi ho creato anche a me una cultura, non solo qui a barca, ma anche stando in mezzo alla gente, avevo imparato a parlare qualche parola in italiano, insomma, mi spiego, qualche parola in italiano. Però vi garantisco che vedi la gente che viene dentro titubanti, perché è un mondo sconosciuto, ma quando che vi sono le scale, al terzultimo scale, interessante. Allora che c'è una signora che si ferma sulla porta e mi credeva che dico: signora, se vuoi là c'è la toilette. No signore, io non ho bisogno della toilette, ma io non esco di qua se non lo abbraccio. Che avevo tutta la gente che ne fa dei complimenti straordinari. Io sono pago di quello che ho ricevuto. Io ho dato tanto, ho dato tutta la mia esperienza, ho messo tutto quello che mi ha insegnato mio papà e tutto quello che ho imparato a me. Però vi dico che siamo paghi di quello che abbiamo fatto per questo paese. E ricordate, la prima roba era la navigazione, la seconda roba era l'industria,
è una battaglia, qua Cascata, Molino dei 6, Molino dei 4, la cartiera, la centrale elettrica, le officine di battaglia, le terme, è tutto venuto dopo. Ma battaglia, abbiamo il secondo canale d'Europa. Sapete cosa vuol dire? Il secondo canale d'Europa è sempre in Italia. Abbiamo il primo canale d'Europa che è il Naviglio Grande di Milano. Perché hanno fatto il Naviglio Grande di Milano? Perché dal Lago Maggiore portavano le pietre per fare il Duomo di Milano. Le barche hanno lavorato